La più giovane si chiamava Charlotte, di nazionalità tedesca, aveva soltanto 1 anno e mezzo. Era una delle 21 vittime del bus piombato giù dal cavalcavia di Mestre lungo via della Pila a Marghera, dove sono riuscite a sopravvivere 15 persone, con una bimba di appena 4 anni ancora in condizione critica all'ospedale di Padova. Ad 1 mese dalla strage, con le indagini della Procura di Venezia in corso, ancora tanti gli interrogativi aperti e un'unica terribile certezza, quella di un futuro strappato per chi non c'è più. E in più c'è tutta la vicenda umana di questo mese legato a valutazioni, verifiche. La gente ti ferma continuamente e chiede perché cos'è successo. E ora noi sinceramente, io personalmente come assessore di questa città mi auguro che presto la procura continui nelle valutazioni e che le indagini facciano capire a tutti noi quello che è veramente successo. Conoscere la verità rinchiusa in quella scatola nera, rimasta danneggiata dalla caduta prima e dalle fiamme poi, la cui memoria ora si spera di ritrovare grazie al suo salvataggio custodito a Francoforte, in Germania, tra le nuvole dei cloud. Credo che gran parte della verità stia su quel mezzo purtroppo distrutto che abbiamo oggi in area sequestrata in via Torino. Lunedì prossimo, 6 novembre, l'udienza di conferimento dell'incarico per gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura sul cuore dell'autista Rizzotto. Giovedì 9 la seconda perizia sul guardrail, ancora oggetto di sequestro, che pende con i suoi pezzi a brandelli sopra le teste di chi lo osserva dal punto della caduta del bus. È impressionante, proprio sulla pelle viva, vedere questi ferri, il guardrail appeso, sospeso. Sospesa come la verità chiesta per l'intera famiglia di nazionalità rumena sterminata dal bus, dalle sorelline Giorgina e Aurora, 13 e 8 anni appena, e ancora Daria e Anastasia, 12 e 10 anni, da quel bimbo mai nato e morto con la sua mamma Alessandra, che da 8 mesi lo portava in grembo. Verità chiesta da più comunità per tutte le vittime e i feriti nella strage del bus di Mestre di quel tragico e maledetto 3 ottobre 2023.